Le due squadre più in forma del girone B di A2 Elite si incrociano questa sera in un palazzetto dello sport che mette in palio un posto alla Final Four di Coppa Italia 2026. Una buonasera da parte di Gianluca Valente. Di Benedetto prova a distendersi il Giovinazzo, pallone sporcato da Messina, recuperato da Sanz. Ancora il numero 9 del Caricati, vero e proprio spauracchio della gara, si conferma tale, sbloccando il risultato. Canicattì avanti 1-0. C'era possibilità per lo scarico, si è fatto ingolosire l'estremo difensore ospite. Tentativo di prima intenzione, c'è la rete da parte di Piccioni, che con un tentativo volante di prima intenzione supera di capo per il 2-0. Il Canicattì abile a sfruttare le poche situazioni che si sono create. Adesso palo interno da parte di Bernardo Di Fonso. Del Ferraro in profondità, Sanz mette in mezzo, bravissimo Di Capua sul tap-in di Corallo. Cronometro che scorre al Palapansini, grande giocata di Di Fonso su Sanz. Di Benedetto, Tanche, si gira Tanche, Lucas Tanche accorcia il Giovinazzo a 7,50 dall'intervallo. Movimento in mezzo da parte di Messina con il volto di Capua strepitoso. Del Ferraro, Sanz a spazio, apertura, palla in mezzo e c'è la rete da parte dello stesso Messina, che pochi secondi dopo l'occasionissima adesso fa gol per il 3-1. Sanz anticipa tutti Di Benedetto, la chiusura di Messina, poi fanfulla, pallone a fondo campo. Che occasione per Di Benedetto, determinante Messina. Apertura per Divanei e la rete di Divanei che sorprende sul primo palo del Ferraro. 3-2 Giovinazzo. Direttamente a fondo campo. Parte Tanche tra due avversari, sterzata, tiene ancora il possesso, poi lo perde in favore di Sanz. Il diagonale chiuso da Di Benedetto, l'ultimo tocco è del 9 del Canicattì. C'è tutto il tempo del mondo per Divanei, tocco morbido, Sanchez in fallo laterale in questi minuti al Palapansini. Bella palla per il neo entrato Fuschi, che per poco non sorprende tutto e tutti, pallone alto di poco. Pressione di Urso, scarico errato di Divanei, Gonzalez per Urso, si divora il 4-2, Capitan Urso. Corner dalle parti di Divanei, che in qualche maniera tiene in campo il pallone. Di Fonso mette a fondo campo, una ghiotta occasione per il Giovinazzo. Divanei chiuso, spinta ai danni di Di Benedetto, tutta regolare. Corallo, apertura per Messina e c'è la rete di Messina per il 4-2 del Canicattì. Divanei, Di Fonso per Divanei, palla in mezzo, Di Benedetto, Del Ferraro e poi Tanche, pallone a fondo campo. Arriva il suono della sirena al Palapansini, il Canicattì si impone per 4-2 sul defender Giovinazzo e si qualifica alla Final Four dell'edizione 2026 della Coppa Italia di Serie A2 Elite.